Sì, Licata è stata sempre dall'inizio il nostro pensiero culturale per ridare a questo territorio, che è ricchissimo di archeologie e di bellezze, di ridare il posto che giustamente meritava, e quindi non solo modernizzazione con sale nuove al Museo dell'Abbadia e con la sala della didattica, ma qui al castello con l'aiuto del gruppo di archeologia licatese, con l'aiuto di Toscano Raffa, che già con Concetta Parello erano gli autori degli scavi di Finziere, che in questi anni hanno arricchito di scoperte nuove quest'area, e quindi abbiamo pensato oggi di poter riaprire parte delle sale che erano inutilizzate, non solo con un laboratorio didattico dove ci troviamo ora, ma con un'esposizione curata dall'architetto Cipriano, che ci ha dato questo meraviglioso dono di ricostruzione di una parte di Licata, dei suoi castelli, con dei modelli in scala eccezionale che fanno parte di un piano di visita e di visualizzazione che offriamo ai turisti. A margine della giornata di oggi abbiamo firmato la convenzione tra il Comune di Licata e il Parco della Valle dei Templi. È una convenzione che regola la modalità di uso anche in relazione al bigliettamento dei nostri siti culturali, ma che il Comune ha ampliato mettendo a disposizione di un itinerario di visita più ampio i propri luoghi culturali che non erano gestiti dal Parco, come i rifugi antiaerei che si trovano proprio nel basso di questo promontorio dove è ubicato il castello, e che quindi questo permetterà, tra Badia, Castello, Stagnone Pontillo, strutture di ricovero, un percorso molto più ampio, e quindi siamo felici che questo sia avvenuto attraverso una convenzione a cui lavoriamo da diversi mesi e che oggi abbiamo firmato, in modo tale che possano partire le nuove progetti di visita ampia nel territorio di Licata. L'accordo che abbiamo sottoscritto oggi con il direttore del parco, dottore Sciarratta, è ampio respiro, perché ci consente di co-gestire tutti i siti di rilevanza archeologica che esistono a Licata e di metterli in una bella vetrina. La collaborazione è assolutamente importante e proficua, perché ci apre notevoli spazi che allo stato attuale erano preclusi e ci consente praticamente di guardare il futuro e la valorizzazione di questi siti con grande ottimismo. Un grazie di cuore va al dottore Sciarratta, lungimirante nella sua azione, concreto e pratico in tutto quello che realizza.